telespettatori, ben ritornati con noi. Siamo in diretta anche quest'oggi con i nostri ospiti dell'ANCI, rappresentanti dell'ANCI del Veneto, ovvero i comuni del Veneto. In questo caso sono, anzi come spesso succede, sindaci, quindi operativi a stretto contatto con i cittadini e con le difficoltà che i piccoli, soprattutto comuni, debbono affrontare quotidianamente per tagli che vengono dallo Stato centrale, che partono come sempre dai più deboli, dai più piccoli, e soprattutto con una finanza che a volte è vacillante. Facciamo parlare loro quindi di diverse tematiche, poi parleremo anche delle questioni dell'immigrazione, di nuove quote che vengono ampliate, delle osservazioni che sono state fatte un po' a livello nazionale e che riscontro hanno sul territorio, cosa ne pensano loro. Ben arrivata Maria Rosa Barazza, sindaco Cappella Maggiore in provincia di Treviso, grazie di essere qui con noi. E ben arrivato Marco Zecchinato, sindaco di Orgiano in provincia di Vicenza. Buongiorno. Grazie anche a lei. Allora, una finanza locale che adesso come appare? Allora, la legge di stabilità sembrava dare qualche stabilità virtuale, se non altro, a parole. Poi nei fatti però, pian pianino, sviluppandola e cercando di vedere le pieghe e che cosa celava, molti si sono accorti che non è stato così. E quindi che cosa avete riscontrato? Questa è un po' la domanda che rivolgo a entrambi, parliamo prima. Sì. Beh, quello che è successo è che in effetti la legge di stabilità per certi aspetti prometteva bene laddove consentiva di applicare i fabbisogni standard e quindi una volta finalmente applicare anche i tagli o comunque i benefici sulla base dell'effettiva parametrando alla virtuosità dei comuni anche gli effetti e i benefici di tutto questo. Non è avvenuto così però perché poi in quello che è avvenuto all'interno degli incontri Stato-autonomie locali o altro, i parametri sono stati un po' cambiati e come sempre ci siamo trovati i comuni più virtuosi a pagare di più rispetto ad altre realtà, magari alle città più grandi o ad altre realtà territoriali che meno di noi contribuiscono alla finanza pubblica questo? generale. Ed è questo che i cittadini hanno difficoltà a capire. No, è anche per noi una difficoltà a capirla perché prima di tutto siamo cittadini e non è pensabile che continuare a chiedere nella stessa misura o addirittura in misura superiore a quegli enti che hanno già contribuito negli anni, che hanno già dato, che hanno già risparmiato e che hanno contribuito con tanti e tanti tagli. Bisognerebbe cominciare a cambiare la modalità con cui si distribuiscono i sacrifici e che quindi paghi di più chi finora non ha pagato. È un concetto semplice che però guarda caso non viene mai tradotto in realtà perché le pressioni di chi è più forte, di chi rappresenta delle realtà territoriali o cittadine più grandi che contano di più quindi su alcuni tavoli alla fine prevale su chi è piccolo o su chi è periferico, questa è la realtà. Infatti, cosa ne dice lei? Beh, non posso che concordare con la collega perché la situazione è questa da anni insomma, che vediamo. Inoltre aggiungo che la situazione sta diventando sempre meno sostenibile per le realtà, per le piccole realtà, in quanto se andiamo a fare i conti tra i tagli, il patto di stabilità, una serie insomma, di balzelli che sono sempre in incremento ogni anno e che vediamo, seppur magari si cambia nome o sigla, però arrivano sempre ai comuni, attualmente i piccoli comuni stanno finanziando lo Stato. Mi spiego meglio, al di là di tutte le imposte che versano... Sono la cassa dello Stato. Di fatto è così, perché se noi andiamo a fare dei conti e lo stiamo toccando con mano in questi giorni, nei quali stiamo vedendo i nostri bilanci di previsione, anche se adesso il termine è stato spostato al 30 luglio, per cui anche lì andiamo a fare un bilancio di previsione dopo metà anno, è una cosa appunto che non regge e non reggerà. E non siamo ancora a conoscenza di quelli che saranno effettivamente i tagli precisi, quanto arriverà dal fondo di riequilibrio, di solidarietà, insomma una serie di condizioni. Però se andiamo a fare i conteggi tra ciò che il Comune ha come trasferimento, proprio al netto poi delle compensazioni che ci sono, e quanto versa il Comune, nei piccoli comuni stiamo vedendo che, io ho fatto proprio un conteggio in questi giorni, si versa di più di quanto si riceve. Oltre a questo teniamo conto che i cittadini versano le loro tasse e imposizioni anche a livello statale. E aggiungo anche che adesso si sta parlando anche della possibilità di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.
questo si può fare per liberare risorse, sembra appunto si vada in questa direzione. È chiaro che per le piccole realtà, soprattutto comuni diciamo sotto i 15.000 abitanti, ma anche comuni un po' più grandi, è chiaro che rinegoziando si liberano risorse, però chiaramente aumentano gli interessi. E poi se andiamo a vedere anche per l'estinzione dei mutui, ad esempio con la Cassa Depositi e Prestiti, le penali raggiungono cifre folli. Quindi di fatto, quindi non ne vale neanche la pena. sì, di fatto siamo bloccati in tutto e per tutto. C'era una proposta portata avanti proprio dall'ANCI con la Cassa Depositi e Prestiti di togliere queste penali, perché se vogliono ed è positivo estinguere dei mutui, però per poterlo fare ci devono consentire di farlo e quindi togliere queste penali, questi balzelli. Fatto questa proposta? Sembrava che potesse essere accolta, quindi non sono aggiornatissima all'ultimo, però questo avevano detto che erano disponibili ad accogliere. A rivederla, quindi darvi un'apertura. Sì. La stiamo aspettando, però a ieri se si faceva un calcolo che si può fare online sul sito della Cassa Depositi e Prestiti a fronte, per fare un esempio, di un mutuo di, che ne so, 300.000 euro, 300 o 400.000 euro, la penale è di circa 100.000 euro, per cui un terzo del valore del mutuo, che è una cosa assurda, insomma. Cioè, è altissima, ma è una cosa illogica, ma sì, credo confliggente anche con normative. Sì, dobbiamo operare, non confliggente perché la applicano e per cui è prevista. Cioè, però ma noi, a livello usuraio però, e quello intendevo dire. Si tenga conto che dobbiamo operare con appunto il patto di stabilità, con il nuovo ordinamento contabile che prevede che se io devo investire risorse per un'opera pubblica, nell'arco dell'anno solare mi devono entrare tante risorse tali da consentirmi di farla, per cui diventa veramente un bilancio ingestibile e per i piccoli comuni sarà gran difficoltà a chiuderlo. Assolutamente addirittura sì. Noi abbiamo 3 opere già non solo finanziate, anche già appaltate, perché è stata fatta la gara, e sono ferme perché il meccanismo del patto di stabilità non ci consente di far partire i lavori, perché far partire i lavori vorrebbe dire, una volta finiti, dover pagare come giusto le imprese che hanno lavorato, e questo porta a sforare quel patto, perché tra l'altro abbiamo tutta una serie di contributi che dovrebbero esserci versati dalla Regione, che la Regione non ci versa per lo stesso motivo perché noi non versiamo, cioè deve rispettare a sua volta il patto. Quindi è tutto un circolo vizioso che blocca l'economia in questo caso, perché si fermano i lavori. Per quanto esatto, fermarsi ai lavori, che tipo di esigenze, di opere avreste in cantiere che sono importanti da realizzare, ognuno per il proprio territorio, perché poi sono territori diversi? Sì, beh, ormai diciamo che a livello di comuni, lo vediamo anche appunto nell'ambito dell'ANCI, le opere che vorremmo fare e che abbiamo che in cantiere non riusciamo a fare non sono opere solo per abbellire, diciamo, o dare più servizi. Noi chiediamo opere per continuare a garantire i servizi standard e soprattutto per tenere in sicurezza il nostro territorio. Parliamo di frane, dissesti, scuole, ristrutturazioni, sistemazioni, e quindi proprio per adeguarci alla normativa, ad esempio, antisismica e quant'altro. Quindi noi non è che chiediamo di avere risorse libere per fare chissà cosa, ma proprio per investire nei servizi e nei settori essenziali per la vita di una comunità. E in questa maniera non riusciamo neanche a soddisfare i requisiti di legge, ad esempio, perché non riusciamo ad adeguare i nostri edifici agli standard richiesti dalle normative, e aggiungo che anche tutti quei contributi che vengono messi a disposizione nei bandi, ad esempio adesso c'è un altro bando, sempre con il click day, cioè chi prima arriva... famoso, adesso ne parliamo. C'è una cosa assurda anche questa. Veramente, grida vendetta. Sì, in più se andava bene anche il sistema generale che c'è di finanziare a progetto, cioè bisognava avere una banca progetti, e quindi questo serviva per stimolare le idee. Adesso le idee da un po' di anni e i progetti i comuni li hanno, servono le risorse o lo sblocco delle risorse più che continui bandi in questo senso, per cui ecco, noi chiediamo veramente l'essenziale, siamo con i piedi per terra e i comuni stanno chiedendo l'essenziale. Ecco, infatti questo è i bandi del click day. Sì,
Cioè adesso ti chiedono, c'è questo nuovo bando dove si deve partecipare, si deve inviare il 13, mi pare, la domanda, c'è un certo monte di risorse disponibile, però i lavori devono partire, deve essere fatta la determina contrattare, quindi la gara e tutto, entro il 13 di agosto, mi pare. Allora, questo significa non aver capito nulla di tutto quello dei problemi nei quali ci muoviamo adesso, perché se siamo bloccati dal patto non possiamo fare quella cosa lì. Allora ci bloccano da una parte e non possiamo concorrere per questi fondi da quest'altra, perché comunque andremo ad aggravare ancora la situazione di vincolo in cui ci troviamo, perché non è che possiamo continuare a prendere contributi e lasciarli là fermi, bisogna utilizzarli, impiegarli ma allora come fate? E soprattutto come funziona questo bando? No, il bando che poi funzioni, che chi clicca prima prende il contributo, già questo è una cosa che non dovrebbe neanche esistere, perché bisognerebbe premiare il merito, la capacità del comune di mettere in piedi un progetto che sia interessante, che sia effettivamente valido, piuttosto che chi è più veloce a schiacciare il bottone, no? Come quello dei 6.000 campanili di 2 anni fa, dove chissà perché nel primo minuto insomma, anche le cose erano poco trasparenti, poco chiare. Non è questo il modo di fare le cose, quindi bisognerebbe veramente cambiare la logica con cui si mettono a disposizione le risorse e con cui si attribuiscono queste risorse, perché il criterio di chi è più veloce non mi pare sia un criterio. No, ma infatti era quello che volevo un po' sentire anche voi direttamente coinvolti, cosa ne pensavate. Per quanto riguarda la tassazione che verrà rivista delle case, no? Degli immobili, eccetera, cosa ne pensate? Beh, si va nella direzione che... Perché c'è teoricamente una semplificazione per i cittadini, teoricamente, perché poi io fino a semplificazione non ne vedo da nessuna parte, però no, come il 730 per compilato, c'è una roba allucinante. E però per i comuni non sembra semplificato nulla, quindi vuol dire che per i comuni sarà ancora più complesso, per i cittadini ugualmente di più. Questa è una sintesi della traduzione. Local tax, no? È la local tax. Praticamente diciamo che in questi anni si è sempre parlato di unificare gli imposti in maniera da semplificare e di andare verso l'autonomia finanziaria anche dell'ente. Rispetto a quello che dicevo all'inizio, che dicevo prima, questo va anche bene, nel senso che se so quanto riesco a reperire nel mio territorio e questo lo posso spendere nel mio territorio, non devo più aspettare come adesso di fare il bilancio fino a luglio, perché non so quanto mi sarà tagliato e quanto mi sarà dato. Però teniamo conto che in questa fase mi sembra che ci stiamo trasferendo, più che altro ci stiano trasferendo i problemi. Faccio un esempio pratico: con l'attuale situazione l'IMU sui fabbricati, cioè l'imposta municipale che si paga sui fabbricati produttivi, che negli anni passati era la cifra più consistente dell'entrata dell'IMU, andava allo Stato. Cosa succede? Che con la crisi che c'è stata molte aziende non hanno più pagato, alcune preferiscono farsi arrivare le cartelle di Equitalia e poi rateizzare negli anni, alcune addirittura sono fallite e quindi non sono più entrate. E così facendo, tra l'altro, con il nuovo ordinamento contabile, tutti questi crediti, perché non è che poi l'IMU andando allo Stato sia lo Stato che avanzi i soldi da questi soggetti, lo Stato se li prende dal Comune e dice: Comune, adesso tu li metti a ruolo e vai a recuperarteli un po' alla volta, certo. Sì, che è un altro ammanco per i comuni. I comuni in alcuni casi non recupereranno mai queste risorse, perché appunto se ci sono stati fallimenti, creditori privilegiati eccetera, il comune arriverà dopo. Allora, trasferendo adesso l'IMU ad esempio per i produttivi, che in ottica generale potrebbe andare bene, ma in questa fase potrebbe costituire un problema perché non è un'entrata certa, a fronte di questo lo Stato prevede di trattenersi l'IRPEF ad esempio, che è l'imposta, l'addizionale IRPEF, quella che mette il comune, non sì, quella certo. L'IRPEF statale, che è chiamata regionale ma è statale in realtà, ma l'addizionale IRPEF pensa di trattenersela. Per noi quella è un'entrata certa perché è sui redditi, cioè chi lavora, chiaramente con una solida esenzione, contribuisce. Per cui si sta innescando un meccanismo per cui io credo che ai comuni, lo dico purtroppo sorridendo perché da anni che sento gridi di allarmi anche da sindaci delle grandi città, tutti si sprecano, si strappano appunto le vesti perché stiamo andando sempre peggio, però con questo meccanismo, se attuato senza un riequilibrio, io credo che porterà ulteriori problemi, sarà veramente difficile amministrare il comune.
Da un lato ci sta come principio, dall'altro, come si diceva prima, bisogna vedere come viene applicata e coordinata questa cosa. Infatti. Infatti questo sarà il nuovo meccanismo della local tax, perché stanno già lavorando alla creazione di questa nuova unica imposta, no? Che verrà chiamata local tax e che verrà applicata dal prossimo anno con quel meccanismo che si diceva, IRPEF, addizionale IRPEF allo Stato, e a noi comuni rimane l'IMU sul... Ma equivale come cifra o c'è un ulteriore... questo è il problema. Perché... Questo non lo sappiamo ancora perché stanno lavorandoci sopra al Ministero e speriamo di non trovare brutte sorprese, perché quello che temiamo noi è sempre che nell'applicazione poi ci stia sempre questo risultato sempre a sfavore degli enti locali e a favore di qualcun altro, o comunque anche di diseguaglianza, tra virgolette, nel trattamento dei diversi enti su base nazionale, perché questo si è verificato un po' in questi anni anche col fondo di solidarietà, quello di cui si parlava prima. Molti dei tagli che ci sono arrivati ultimamente sono quelli del fondo di solidarietà, che è un fondo che viene distribuito tra tutti i comuni italiani. Però a seconda di come uno decide di distribuirlo viene premiato o penalizzato di più l'uno o l'altro, e in questo ci sta la differenza. Io per esempio ho un taglio del più 68% rispetto all'anno scorso su questo. Come mai? Vuol dire che il mio comune o i cittadini del mio comune pagheranno e le loro tasse andranno a beneficio di altri comuni. Questa è Nolenti o dolenti. Quanti abitanti sono? 5.000 quasi. Quindi proprio ci siete, poi avete anche... Sì. Voi quanti abitanti? 3.200. Stessa situazione come lo... Sì, e tra l'altro i tagli maggiori, almeno da un'indagine locale, conosco un po' meglio la situazione del Vicentino, sembra proporzionalmente siano stati bastonati di più i piccoli comuni, quindi se per i comuni di 700-800 abitanti proporzionalmente hanno un taglio maggiore e così via. Questo probabilmente fa parte di una logica legata anche all'accorpamento dei servizi e all'associazionismo dei servizi, no? E quindi cercando di affamare probabilmente i comuni più piccoli per fare in modo che si leghino agli altri. Non è il sistema però per far funzionare le cose, assolutamente. O addirittura parametrando la capacità fiscale massima, cioè, mi spiego, è stato più penalizzato chi ha le aliquote più basse delle tasse, no? Della Tasi in questo caso, o anche delle addizionali. E perché forse il retropensiero è chi ha le aliquote più basse le può alzare, può chiedere di più ai suoi cittadini e quindi gli taglio di più. Questa è la logica che sta dietro, è un passo di più in più rispetto ai tagli che hanno fatto nel passato, che già ci hanno penalizzato. Qui ci chiedono anche il di più, cioè chiedi di più ai tuoi cittadini per ripartirlo tra tutti, perché questa è la logica. Sì, che poi il di più, sopra già un di più che c'è da parte dello Stato dice che ha tagliato le tasse, cosa non assolutamente vera, perché poi ti montano da tutte le parti, insomma, quindi un bel pasticcio si taglia tutto noi e ci costringe poi ad alzarle, cioè i cittadini non vedono assolutamente la differenza da questo punto di vista. Allora, ritorniamo su questi temi, parliamo anche degli arrivi e un po' quello che sta succedendo in questi giorni, il punto di vista dei sindaci del territorio, tra poco dopo la pubblicità.